Prego, dottor Antoniazzi. Buongiorno a tutti, ringrazio la Regione Veneto e Veneto Agricoltura per questa possibilità. È un momento importante oggi perché per noi segna non solo un punto di partenza, ma soprattutto un momento di arrivo di un percorso fatto durante tutto quest'anno, lo scorso anno scolastico. E il progetto è stato La tavola sul banco, mangiando si impara, è stato un progetto importante perché è stato diffuso su tutto il territorio e in alcuni momenti anche emozionante, direi, perché ha permesso di scoprire realtà molto diverse e anche realtà estremamente interessanti. Il progetto era rivolto alle scuole primarie, quindi agli studenti dai 6 agli 11 anni e agli enti appaltanti, come abbiamo visto prima, e nell'ambito del programma regionale. Vi dico cos'è Eupolis e cosa facciamo noi prima di partire con quello che abbiamo fatto. Eupolis è una rete di professionisti che parte dalla didattica e quindi che si occupa nello specifico di tradurre dei contenuti culturali per renderli il più possibile accessibili al maggior numero di persone, sia in ambito scolastico e nelle discipline scientifiche, ma anche archeologiche e artistiche, sia in ambito extrascolastico. L'idea di base è quella di fornire degli strumenti e delle attività che attraverso l'osservazione e la sperimentazione pratica permettano di accedere a dei contenuti. Partendo dalla didattica poi ci siamo sviluppati in allestimenti museali, gestione di musei e anche in ambito turistico, biblioteche, eccetera. Nel caso di questo progetto gli obiettivi che ci sono stati e i contenuti che sono stati presentati al momento in cui è partito il progetto erano questi: la sostenibilità alimentare, la produzione biologica, la sicurezza alimentare, il rispetto del cibo, i rapporti tra prodotti biologici e territorio. Quindi è una sfera estremamente ampia, una situazione molto complessa. E questo è stato uno dei primi interrogativi che ci siamo posti nel momento in cui dovevamo presentare un progetto alle scuole. Il mio intervento di oggi vorrebbe sì essere un po' presentare quello che è stato fatto, ma anche presentare delle scelte che sono state fatte nel momento in cui sono state presentate delle attività alle scuole, perché possano, soprattutto alla fine, magari do alcuni suggerimenti, perché immagino che molti enti, anche piccoli comuni, possano sviluppare anche nel proprio territorio, alcuni progetti didattici di estremo valore. Il vantaggio di poter sviluppare dei progetti piccoli è quello di poterli curare, avere un rapporto diretto, conoscere bene le esigenze, che magari in un progetto così ampio come è stato questo non è sempre facile, per cui ci saranno, spero che possa esservi utili alcuni suggerimenti. I soggetti coinvolti, come anticipato prima dalla dottoressa Liviero, sono stati gli studenti, ma anche i loro genitori, e vedremo dopo l'importanza di questa cosa, la ripeterò più volte, e parallelamente le stazioni appaltanti. Nel mio intervento parlerò soprattutto della parte legata alle scuole, perché il lavoro fatto con gli enti appaltanti sarà oggetto soprattutto degli interventi successivi. Per quanto riguarda gli studenti e i genitori, la richiesta era questa, una richiesta anche in questo caso molteplici, per cui il cambiamento del comportamento del consumo alimentare. Questa è una frase che sembra semplice, però cambiare il consumo alimentare attraverso un incontro di 2 ore è una sfida veramente importante. Il rapporto mensa-territorio, i benefici sulla salute e il rapporto tra biologico e impronta ecologica. Per gli enti appaltanti poi invece gli obiettivi erano molto più specifici, ma questa cosa è già stata detta, per cui andrei avanti. Parto dalle scelte che sono state fatte, da alcune parole chiave. Riassumendo gli obiettivi, abbiamo individuato le parole chiave legate al biologico e al sostenibile. Mentre la parola biologico ha una sua definizione chiara, è prima di tutto un protocollo, per cui è ben definito, si tratta di spiegarlo, ma è ben definito. La parola sostenibile è una delle parole
penso, dopo le parolacce, una delle parole più usate al giorno d'oggi, e quando si usa tantissimo una parola rischia di perdere il suo significato, è nella bocca di tutti, in qualsiasi ambito. E quindi abbiamo cercato di andare a vedere quali potevano essere i veri nodi chiavi della sostenibilità nei cicli alimentari. Qua ce ne sono alcuni, ma ce ne sarebbero altri, mantenendo il più possibile la complessità della cosa. Spesso in ambito scolastico si cerca di semplificare le cose perché così i bambini capiscono o perché così l'insegnante capisce. In realtà uno dei valori della sostenibilità è la sua complessità, per cui abbiamo cercato di tenere questa complessità. Nel progetto sono state fatte alcune azioni dirette e alcune azioni indirette, in parte sono già state citate, sono stati fatti 76 interventi didattici in aula, in particolar modo 68 direttamente con le classi e 8 invece interventi con i genitori degli studenti, perché spesso i genitori e gli studenti riunivano più classi insieme, e poi era lasciata libera scelta all'istituto scolastico se coinvolgere i genitori oppure no. Anche questa è una scelta di cui dopo discuteremo. E 60 ore di formazione in 30 incontri con gli enti appaltanti. Tra le azioni indirette sono state realizzate 6 cartoline interattive che potete trovare qui fuori, destinate ai ragazzi, interattive perché sfruttava l'idea, il bisogno di collezionismo dei bambini, per cui da un lato avevano una parte bella da vedere e poi c'era sempre qualcosa da fare, dopo lo vedremo, un libretto guida per gli insegnanti, un video rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole, un video invece riassuntivo rivolto agli amministratori, un video riassuntivo del progetto e poi la gestione dei social. Nell'affrontare il progetto, sì, alcuni numeri, mi stavo dimenticando, sono già stati citati, li ripetiamo, sono state realizzate attività con 1383 tra studenti e genitori, 101 enti che hanno partecipato alla formazione, sono state 154 classi richiedenti, però come dicevo sono stati fatti 76 incontri, quindi significa che siamo riusciti a esaudire le richieste di poco più di metà delle classi richiedenti, per cui anche questo ha necessitato una scelta e alcuni criteri. Sono stati stampati poi 500 libretti per gli insegnanti e 30.000 cartoline, di cui alcune le trovate qua fuori. Uno dei criteri è stato sicuramente la ripartizione territoriale. Purtroppo non abbiamo avuto richieste da parte delle scuole di Belluno, ma della provincia di Belluno, ma in realtà la provincia di Belluno è stata presente nelle attività di formazione con gli enti, e per il resto è stata distribuito in base alle richieste, tenendo presente alcuni criteri. Un criterio era la priorità, la precedenza nella prenotazione, un altro criterio era quello di la necessità di dover, nel momento in cui un istituto comprensivo faceva la richiesta, di accontentare almeno tutti i livelli scolastici, cioè se una scuola mi chiedeva per le quarte non potevo dare l'attività a una quarta e non all'altra, e poi in base anche alla possibilità, alla verifica che sia l'ente amministrativo sia la scuola dello stesso comune partecipassero. Se vedete le classi partecipanti potete notare che le classi partecipanti soprattutto sono state le classi quarte e quinte. Questa è stata una scelta anche nostra, in parte perché le richieste erano soprattutto per quell'età, ma anche perché i programmi ministeriali, le indicazioni nazionali che vedremo dopo, quando si tratta di cibo si rivolgono soprattutto alle classi quarte e alle classi quinte. E anche poi con l'idea che le classi prime, seconde e terze avrebbero avuto la possibilità negli anni successivi di poter partecipare. Sono state fatte alcune scelte, proprio come accennavo prima. La prima scelta è stata fatta se lavorare su un piano didattico o su un piano educativo. È una scelta che non ha avuto molti dubbi, cioè lavorare sul piano didattico. Sembrano due sinonimi, ma dietro rivestono significati molto diversi.
Il piano didattico vuol dire lavorare per far acquisire delle competenze, delle conoscenze, delle abilità agli studenti. Cioè alla fine dell'attività devono saper fare qualcosa, avere delle competenze, saper leggere, saper riconoscere determinati processi. Il piano educativo è legato a delle scelte che fanno i ragazzi. Il piano educativo, io sono convinto, ma insomma tutti siamo convinti che richieda dei tempi molto più lunghi e che va affidato a un insegnante che conosce bene i propri studenti e che ha la possibilità di vedere come evolve la situazione nel tempo. Per questo dico che in progetti più piccoli magari si può lavorare anche direttamente sul piano educativo. Noi abbiamo scelto di lavorare con gli insegnanti e dare degli strumenti agli insegnanti perché possano portare avanti la loro azione educativa. L'altra scelta, che era una scelta a monte del progetto, non fatta da noi, è quella di mettere gli studenti all'interno di una rete perché lavorare solo con gli studenti ha poco senso. Non ha molto senso che un bambino sia convinto dell'importanza di mangiare un determinato cibo se poi a casa non lo mangia. O piuttosto non ha senso fare un'attività con le famiglie se poi l'insegnante invece che mangiare la mensa si mangia il suo panino, che è un esempio che è venuto fuori parecchie volte. Un altro punto di partenza che per qualsiasi progetto didattico è fondamentale, secondo me, è il riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculum. La scuola è cambiata molto negli ultimi 20 anni, la scuola che io ho fatto c'entra poco con la scuola che viene fatta adesso, perché si è trasformata e secondo me si è trasformata molto positivamente. Non esistono più i programmi, o esistono molto relativamente, ma ci sono delle indicazioni nazionali in cui il Ministero dice quali sono le metodologie da utilizzare e quali sono le modalità rispetto a determinati contenuti. Si parla molto poco di informazioni perché al giorno d'oggi diciamo che le informazioni sono molti modi per trovarle, ma si parla di abilità e competenze soprattutto. Per cui siamo partiti dal cercare dove nelle indicazioni nazionali per il curriculum venivano presentate, si parlava di alimentazione, si parlava di produzione agricola e alimentare. E le 4 cose che sono venute fuori in modo importante sono state appunto la preferenza per le attività laboratoriali, che è una richiesta per la scuola di oggi, la preferenza per le classi quarte e quinte, come dicevo prima, e poi il fatto di trattare il cibo legato alla conoscenza del corpo umano, all'educazione e alla salute, e la conoscenza dei sistemi di produzione animale e vegetale. Questa è importante, questa scelta, perché un insegnante che si vede proporre un progetto di questo tipo è uno dei 70-80 progetti che gli vengono proposti normalmente. Per cui può essere un problema per un insegnante aderire a un progetto di questo tipo, a meno che non rientri e non sia di supporto alla normale programmazione scolastica. Per cui partire da cosa ha bisogno un insegnante per sviluppare il proprio programma scolastico, inserirsi in aiuto e non in sostituzione al programma scolastico è fondamentale per la buona riuscita del progetto. Vorrei spendere 2 parole anche sul metodo, proprio perché la scuola è cambiata. Andare in una scuola oggigiorno a fare una lezione frontale sull'importanza del cibo biologico o sull'importanza della sostenibilità nel cibo ha poco senso, o meglio ha lo stesso valore che può avere mandare un link su YouTube oppure presentare una brochure. La scuola di oggi richiede la sperimentazione attiva, acquisire delle competenze e delle abilità. Noi abbiamo scelto di utilizzare il metodo scientifico che parte da delle osservazioni fatte dai ragazzi, la formulazione di domande, la creazione di ipotesi e la verifica di queste ipotesi formulate, legandolo a una partecipazione attiva, cioè questo metodo non veniva applicato dall'operatore, poi lo rivedremo, ma erano i ragazzi stessi che lo applicavano.
un altro dettaglio sul metodo, molto spesso le attività che proponevamo avevano questa scansione di base, questo schema di base, cioè una prima fase di libero pasticciamento in cui questo è un modello elaborato da Hawkins, che era un pedagogista, che si occupava della didattica scientifica. La prima fase di libero pasticciamento in cui vengono forniti dei materiali che i ragazzi possono facilmente esplorare e possono emozionarsi, avere stupore, meraviglia. Poi dopo questa prima fase che libera i ragazzi da determinati sensi comuni, da determinati schemi, proporre un lavoro programmato in cui a gruppi normalmente potevano confrontarsi, formulare ipotesi, sperimentare, e una fase finale una fase plenaria in cui si passava dall'esperienza concreta a dei concetti più astratti e più generali che potevano essere applicati in modo trasversale. Quindi si propongono due possibilità. Quella in basso a sinistra è l'approccio classico, in cui io vado a scuola, io che ho scoperto determinate cose, che so perché ho studiato, vado a scuola e vi presento le cose che io so. Questo è un approccio che ha funzionato dal 1200 fino ai giorni d'oggi, ma che adesso non va più bene. L'altra possibilità è quella di l'operatore accompagna invece una scoperta che fa il ragazzo. I tempi sono molto più lunghi perché è lì che deve scoprirlo, ma l'efficacia e l'interesse da parte della scuola è sicuramente maggiore. Argomenti così complessi richiedono anche professionalità diverse. E quindi nel progetto sono state coinvolte due tecnologi alimentari, un nutrizionista, un agronomo, un naturalista, sarei io, fra parentesi, un content creator, un grafico, un videomaker, che lavoravano insieme per le varie azioni previste prima. Due parole anche sulle proposte. Ogni classe poteva accedere a una singola attività. Noi abbiamo scelto di proporre 7 attività diverse, che apparentemente è una scelta illogica quando possono sceglierne una, perché proporne 7. E in realtà questo è proprio per avvicinarsi alle richieste degli insegnanti, cioè andare a trovare qual era il bisogno dell'insegnante e offrire una vasta possibilità in modo che l'insegnante cogliesse quello che serviva a loro. Vedendo le singole attività velocemente, cioè un'attività, vediamo l'etichetta, andava a studiare, a dare la competenza per saper leggere la confezione di un prodotto e per esempio saper distinguere un prodotto biologico da un prodotto no. Tutti i sensi del gusto lavorava sugli aspetti scientifici della percezione sensoriale di quando si mangia qualcosa, ma è davvero uno scarto invece lavorava sulla parte finale, cioè lavorava su come un rifiuto umido possa trasformarsi in compost e diventare valore. Successivamente tutti i colori del cibo invece lavorava sulla chimica del cibo, e anche questo era molto interessante perché è uno degli argomenti scolastici. Food Game è un gioco di ruolo in cui la produzione e la filiera agricola veniva sperimentata direttamente dai ragazzi che si impersonavano nelle varie livelli della produzione e della filiera. Le stagioni del cibo invece, ovviamente, come dice il titolo, lavorava sulla stagionalità del cibo attraverso una serie di giochi, e il grande gioco del biologico invece aveva un approccio un po' diverso, perché era una sorta di quiz in cui che capovolgeva la logica dei quiz. Era un quiz in cui venivano già date le risposte, ma i ragazzi dovevano trovare le domande. Questo era un espediente per stimolare i ragazzi a porsi il maggior numero di domande. E le risposte, viviamo in una società in cui le risposte, siamo bombardati di informazioni e di risposte, ma i bambini fanno fatica a porsi le domande. Ma la conoscenza si struttura attraverso le domande, e quindi lo stimolo di dover cercare il maggior numero di domande permetteva di acquisire le competenze per farsi domande anche in altri contesti. Tra tutte le attività sicuramente più richiesta è quella legata alla conoscenza delle etichette e delle confezioni dei prodotti alimentari.
Le altre in realtà più o meno sono state richieste tutte quante, a dimostrazione della complessità dell'argomento. Quanto tempo ho? Ok, allora salterei questo. È stato prodotto un libretto operativo, come dicevo. Anche in questo caso è stato un libretto in cui troverete alcune copie all'esterno. All'interno c'erano 3 momenti. Un primo momento in cui si presentava perché è importante parlare di cibo a scuola, come parlare di cibo a scuola mi permetta di svolgere il mio programma scolastico in tanti aspetti diversi. Il secondo aspetto spiegava, cioè una piccola parte in cui spiega ai docenti cosa vuol dire biologico, perché molto spesso non è una competenza così diffusa, e poi c'era una serie di proposte operative di attività per ampliare quello che veniva fatto dai nostri operatori o per poter svolgere in autonomia alcuni dei contenuti legati alla sostenibilità alimentare. Delle cartoline didattiche ne abbiamo già parlato, le troverete fuori, e poi sono stati realizzati dei video in cui l'attenzione è stata soprattutto allo storytelling, cioè al narrare delle storie per presentare dei contenuti, perché è un espediente che funziona molto con i bambini. Possibili sviluppi futuri, ragionando alla fine potrebbe essere in un futuro, non dico l'anno prossimo, ma in un futuro potrebbe essere quello di estendere anche alle scuole secondarie di primo grado, perché anche loro utilizzano le mense, la creazione di strumenti didattici e modelli di attività in modo che l'insegnante autonomamente possa svolgere e si possa diffondere di più, la realizzazione, la possibilità di realizzare delle attività direttamente nella mensa. Ci sono alcuni problemi logistici, però secondo me è fattibile, e la possibilità di svolgere un lavoro integrato tra le classi e nel tempo per rispondere a quel bisogno educativo di cui dicevamo precedentemente. Chiudo lasciandovi alcuni suggerimenti in base alla nostra esperienza nel momento in cui alcune amministrazioni decidano di proporre dei progetti didattici locali o delle attività locali con le scuole. Il primo, lo ripeteranno probabilmente anche i relatori successivi, il primo suggerimento è quello che è indispensabile l'azione coordinata tra tutti i soggetti. Come ho detto prima, lavorare solo con gli studenti e non lavorare con le famiglie rischia di essere uno spreco di denaro, perché non è efficace. Allo stesso modo lavorare con il personale della mensa e non lavorare con gli studenti è poco efficace. Tutto perché alla fine la vera domanda a cui dobbiamo arrivare è la domanda che il bambino si fa e dice: lo mangio o non lo mangio? E la mangio o non lo mangio, dietro nasconde una miriade di complessità. Per quanto riguarda i docenti, i docenti sono alcuni suggerimenti che mi permetto di darvi, è quello di agganciare i docenti veramente motivati, perché altrimenti il rischio che il docente sia spettatore dell'attività e non protagonista, mentre il ruolo educativo non spetta all'operatore che arriva, ma spetta sempre al docente. Non solo, ma l'autonomia didattica prevede che sia il docente a decidere come svolgere l'attività didattica all'interno della scuola, il singolo docente, e quindi è lui che deve scegliere l'attività. E avere una proposta che si possa inserire, come detto prima, nella normale programmazione didattica, e avere una proposta varia, in modo che sia il progetto che si adatta ai bisogni dell'insegnante e non viceversa. Poi devono essere adattabili alle diverse età, ovviamente, e seguire, come ho detto prima, le indicazioni nazionali per il curriculum e i programmi di istituto. Ogni istituto pubblica i propri adattamenti alle indicazioni nazionali per il curriculum, per cui darci una letta è indispensabile, e partire dai bisogni dei docenti. Ultima cosa, i genitori. I genitori è la fascia più difficile da coinvolgere, perché anche gli incontri che facevamo, tranne un paio di casi in cui avevamo 20 docenti, 20 genitori, spesso si riducevano a 8-10 persone. Non solo, ma i genitori che partecipano agli incontri sono i genitori che hanno già fatto delle scelte
e quindi sono quelli che hanno meno bisogno del nostro intervento. Un suggerimento è individuare degli spazi disponibili in orari utili. La scuola normalmente metteva a disposizione i propri spazi, che quindi vuol dire in orario finché ci sono dei bidelli, che normalmente è un orario in cui i genitori non sono disponibili. Per cui se l'amministrazione comunale mette a disposizione in orario serale degli spazi è sicuramente più efficace. Individuare soluzioni comunicative alternative, che ne so, anche semplicemente registrando l'incontro e mettendolo a disposizione. Magari un genitore che ha 1000 impegni può vederselo in un momento diverso e in qualche modo premiare la presenza, fare in modo che si inserisca in un'altra situazione. Un'altra cosa che abbiamo notato spesso è che i genitori hanno bisogno dello scambio di esperienze, che sono sempre più rare, però ha un valore, cioè sapere che tutti siamo nella stessa barca diventa utile, e trovare le soluzioni che ha trovato un genitore possono essere interessanti per molti altri genitori, per cui l'incontro deve essere sia un incontro formativo, ma deve essere un'occasione di scambio. Non l'ho detto, la nostra scelta, visto che erano incontri molto puntuali, è stata quella di proporre ai genitori la stessa attività che veniva proposta ai ragazzi. Per cui se i ragazzi lavoravano col compost al microscopio, ai genitori portavano il microscopio e guardavano il compost che si decomponeva. O giocavano come giocavano i genitori, proprio perché è importante che non si fermi, l'attività che fanno i ragazzi non si fermi a scuola, ma che arrivi a casa, altrimenti l'efficacia si riduce. Basta, io ho finito, se poi ci sono domande le vediamo.